Salve ragazzi, oggi vorrei parlarvi di un grande periodo della storia dell'arte italiana, cioè quello dell'informale. Periodo, movimento, difficile definirlo. Diciamo che potremmo considerarlo sia, cioè più che un vero e proprio movimento organico e organizzato, una temperie culturale, in particolare artistica, che caratterizzò l'Italia nel secondo dopoguerra e fino certamente agli anni 60. Una temperie culturale e artistica che caratterizzava parte del mondo artistico e culturale dell'epoca e che si contrapponeva sostanzialmente a tutta quell'altra temperia culturale italiana che va sotto il nome di realismo e al quale certamente dedicheremo un altro video, anche perché, per così dire, da artista mi trovo oggi certamente più vicino, per quanto riguarda le mie cose, alla corrente realista che non all'informale, ma questo non significa che io non possa apprezzare, anzi questo video in un certo senso ne è la prova, anche questa interessante diciamo parentesi dell'arte italiana. L'informale voleva essere, questo è l'elemento forse più positivo ancora oggi di quel movimento, voleva essere anche un modo per svecchiare, diciamo così, certe pratiche artistiche italiane. E in questo senso va letta l'opera molto variegata, appunto non unitaria, di artisti che ruotarono e che vanno sotto il nome appunto di informali italiani, da Emilio Vedova a Tancredi, a Giulio Turcato, a un'artista siciliana come Carla Accardi. In particolare molto interessanti sono le opere di Vedova, drammatiche, che riprendono da certi punti di vista un'altra importante diciamo parentesi dell'arte italiana precedente, cioè il futurismo, ma ne drammatizzano evidentemente le conseguenze sia estetiche che diciamo etiche. Non dimentichiamo l'impegno politico anche di Vedova, o ancora invece fa da contraltare la raffinatezza di Tancredi, che Veneto in qualche modo tenta di rinnovare quella antichissima, potremmo dire, sensibilità cromatica veneta in una forma però completamente contemporanea che diciamo risente anche dell'influenza del famosissimo Pollock. Dunque tutto ciò rende l'informale italiano una esperienza dell'arte italiana e non solo assolutamente fondamentale, assolutamente da rivedere, e quindi vi lascio con questo, per così dire, consiglio. Mi raccomando, seguite il mio canale, la mia pagina Facebook per continue novità non solo sulla mia arte ma sull'arte in generale, perché non dimenticate che se amate l'arte amerete una parte di voi stessi.